Ma che bello è il gravel. Va pian, va pian, va pian. 2 destra, chiude. Che sboro! Sembra uno sciatore. Occhio qua. Chiesa, il cimitero. A presto. Vinde qua, vinde a, vinde dappertutto. What's up, gravelers? Chi mi segue da tempo sa che oltre alla bici da corsa sono anche un felice possessore di una fantastica Iena della Villiers, top di gamma per quanto riguarda il gravel. Ma quello che forse non tutti sanno è che da un anno circa a questa parte Villiers ha rilasciato un aggiornamento per quanto riguarda la Iena. E quindi ecco a voi la mia nuova Iena, rinnovata nei suoi colori, link in descrizione per scoprire quali sono. Ovviamente io non potevo prenderla che grigia e nera perché smagra. E per gli amanti del bike porn, i suoi componenti sono ruote Miura TC37, gli stessi cerchi che uso anche nella bici da corsa, con copertoni da 40 mm, cambio Shimano GRX con doppia corona davanti da 46-30, forse meno estetico di una monocorona anteriore, ma super versatile e adatto a tutte le condizioni. Manubrio Ritchey di serie, portaborracce Prism Carbon di Elite, sella Fizik Argo, perfetta palme cueo e ciclo computer con hashtag dedicato. E visto che quando mi arriva qualcosa di nuovo sono super gasato, ho ben deciso di portarvi in quello che considero uno dei percorsi gravel più belli in assoluto di tutte le mie zone, se non del Veneto. Ho fatto 5 km di avvicinamento da Bassano e so già finio. 34 gradi segnava quando sono partito, ovviamente alle 3. Ma partiamo in sella alla bersagliera. La missione di oggi, oltre che schivare cacche de cavallo, sarà cercare di portare a casa tutto il corpo e non incontrare i miei amici serpenti. Facciamo finta di niente e via, gasato Roby subito qua. Qua? No, qua, seguiamo già perso. Bene, fuori rotta. Ciao, facciamo un'inversione. Questo giro l'ho fatto più di 2 anni fa, senza filmarlo. Magari è cambiato qualcosa, oppure non me lo ricordo più. Ecco, di qua mi sembra già più adeguato. Fuori rotta. Perfetto. Ah sì, a fine video vi svelerò i miei progetti futuri e vi chiederò dei consigli. Quindi guardate il video fino alla fine. Vai qua, gasato. Va pian, va pian, va pian. È un percorso gravel adatto un po' a tutti, anche per chi ha le prime armi. Non c'è molto scassato da quanto ho a memoria e attraversa dei posti bellissimi. La partenza è vicino al Bassano del Grappa. Fatevi una vacanza e magari andate a bere qualcosa al bar. Per fortuna che hai detto che non era scassato. Perfetto. Ma che bello è il gravel, che bello è! Sono già stufo. È al 95% di sterrato, con dei brevissimi tratti di asfalto di collegamento da un sentiero all'altro. Quindi si sta benissimo anche quando fa più caldo. Allora qua. Parabolica, bene. Da una volta c'era l'acqua, non piove da 60 mesi. Ecco sì. Lo fanno anche in Vespa, sarà mia possibile. È lungo circa una 60-70 di chilometri e per chi volesse vederlo trova tutto sul mio Strava oppure sul mio Instagram. So già copà dopo diese. La fortuna di abitare in zone come le mie è che si possono trovare percorsi simili a veramente 2 chilometri da casa, tra l'altro in campagne che sono una meraviglia. Cioè guardate che robetta, bellissimo. Sembra di essere in Toscana. Gobestemà. 15 e 18, quanto fa? Occhio qua, bello gasato la Van der Poel. Madò, Roby, madò, che controllo! Ma quanto ci stiamo gasando? Giù il ginocchio, ho visto che stavi sbagliando strada. Grande questa frenata derapata con un piede. Bravo. Urla che così scappano gli animali che non vuoi vedere. Allora! Anche i piccoli pezzi in asfalto sono una meraviglia. La roba brutta che in mezzo ai Brecane non c'è mai un bar. Agona safe oi. La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi è sempre al bar. Pian pian, ma sì, lasciala andare.
Madonna, che gaseria qua! Bravo! Il fatto che il gravel ti porti lontano da traffico, smog, macchine e pericoli vari è veramente impagabile. Poi in realtà non so da dove mi seguite voi, ma in Veneto ci sono sentieri ovunque e io ne conosco pochissimi. Occhio lì. Whip. Madò, giù il ginocchio e via dentro a un altro sentierino. E siamo sicuri? Vedo l'erba alta, Fioi. Aspetta che vardo, va. Quando arrivi davanti a un bivio, tu bivi sempre. Che stava, non vi dico che cosa c'è dentro, proseguiamo. Io ho paura dell'erba alta, Sarò mai giusto? Destra, sinistra, alla prima frenata e alla seconda ti gada andar piano. Se no... Ma via dritta. Dai Robby Gasato, l'accesa. Vedo la Madonna, la prima del giorno. Saluti. Attenzione, vedo uno spiraglio di discesa. Giù sui manubri. Spero di non aver sbagliato strada perché non torno più su. Ma che bello è qua sotto. Occhio. Dai Gasato. Salve. Sì, già finita infatti. E vedo subito salita, butta sul cambio, tira su. Madonna, quanto tira. Sui piedi, sui pedali, Robby. Sta a sentare. Robby Segan. Madonna, dopo. Robby Segan. No, Robby Segan. 3 metri, attenzione, sto migliorando. No, ho finito il cambio. Tira tantissimo. Dai in piedi. Rumori strani alla tua destra. Sta a sentare. Che strappo è? Presa stretta. Respira. Ricordati chi sei. Ok, e chi se lo ricordava quello? Ah, che bene. E qua? Di qua. Sì. Vedo dei tornanti, quindi al momento di... Giù sui manubri di nuovo. Ginocchio fuori, tutto a destra. Finiti i tornanti. Molto bene. Cosa vedo? Come vi ho sempre insegnato, chiesa, fontanella. Se funziona pure, non sono neanche a metà. Sto già buttando fuori l'anima. Evviva il gravel. E i 36 gradi. No, di là, vero? No, di qua. Vero? Sì, vero. No, e invece proprio di là. Quanto tira anche qua adesso? Ho finito i cambi. Sui piedi, sui pedali. Stai seduto, Robby, stai seduto. Impugnatura stretta e sta a sentare. No, non è possibile. Rumori alla mia sinistra. Come dislivello questo giro è abbastanza fattibile. Se non ricordo male dovrebbe essere intorno ai 600-700 metri di dislivello positivo. Però ci sono degli strappetti che tirano. Ma i tira, Fioi, che e basta un quarto, ciò. Però guardate che meraviglia di bosco. Quanto bello è. E quanti animali ci saranno di qua e di là? Sarà pieno? Dai che spiana lassù, dai che in cima c'è la... No, mai. Una gioia! Che fatica! Ma che bello! Sicuro sono giusto qua? Va bene. Salve, buonasera. Campetto da calcio? Salve. E strada chiusa? Ottimo. Strada chiusa per chi? Hai casato? Qua si è chiusa però, Robby. Sì, qua diciamo che la gravel non passa. Bene, così. Fermo un'inversione e aggiriamo l'ostacolo. Visto la zona tranquilla, snecchino competition della Enervit. Solo il meglio per gli atleti. È anche buono. No, come di qua. No, un attimo. Momento. Fammi buttare giù il boccone. E avanti col Cristo che processione si ingruma. Su di nuovo Gasato. Ma è chiuso, dai, non si può. Qua numero, attenzione. Robby Segan non scende dalla bici. Non ce la farò mai. Come faccio? Numero. Magia delle mie. E voilà. E via Gasato, Robby. Qua la vedo dura. Beh, bello è bello. Madonna, quanti rumori. Ricordati che non hai più cambi. E qua tira. Sui piedi, sui pedali. Sta a sentare. Tornantino. Ma quanto tira qua? Dai che ce la fai. Dai che ci sei. Dai Gasato. Butta giù un cambio. Alzati in piedi. Dai che la vedi. Non la vedi. No, non la vedi. Tira sul cambio. Va su tranquillo. E sta buono. Non ce la faccio più. Come si sente dal respiro? Sono attualmente in formissima. Come se fossi appena partito. Spiana. Chissà per quanto. No, spiana sul serio. Si vede che c'era la mona da qualche parte. Ma che bello è qua. Attenzione, vedo anche della discesa, giù sui manubri. Ma che bello, prendono un po' di aria. Curva secca con lo sporco per terra, bravo. Cancello che non c'è, Ale, bellissimo. Questo pezzo è una meraviglia, anche perché non pedalo. Wow. Sembro Yakidale quando ho visto la sede Apple. Ciao Yaki. Veramente fantastico qui, sembra di essere nella giungla. Mi ricorda un po' il Costa Rica, ma con l'asfalto. Vuoi parlare? Ricomincia lo sterrato. Fantastico comunque questo pezzo. Qua non me lo ricordo più. Vedo erba alta. Al bivio bivi, perché lì c'è scritto attenti al cane. Quindi andiamo giù di qua. Bellissimo. Sgommattina. Altra sgommattina, erba alta, non ci pensiamo, via a 70 all'ora, Robby. Bravo. Olli, bravo. Va pian. No, accelera. Vai, dritto, Ale, sì. Attento qua che tira di nuovo. Ma che bello è.
Butta giù il cambio. Bravo. Sto migliorando, E ancora discesa. Giù sul manubri. No. Asfalto. Bellissimo. Tornantino strettissimo. Giù il ginocchio qua a destra. Bravo, Vale. Dai, gasato. Ma che bello è andare in discesa. Tornantino a sinistra strettissimo. Giù il ginocchio. Stringila. Aprila. Destra 4. Apre tutto. 6 in piena. 2 destra. Chiude. Freno. Ciao Pietro. Bellissima anche questa curva a destra. Non sto più guardando la mappa. Non so più dove sono. Speriamo bene. Andrai in discesa tutto il giorno. Ma che bello è. Mamma, questa chicane. Sgombatina finale sul tornante stretto. Così anche un po' con le foglie, bravo, forse abbiamo perso qualche secondo. Riassumendo questo pezzo con 2 parole, che sboro! Sì, però non faccio tempo a fare un pezzetto in discesa che riparte subito in salita. Non so se è possibile. Non potevano fare le strade solo in discesa, sarebbe stato più divertente. Che poi considero la gravel come sforzo molto simile a quello della mountain bike. Ovviamente non ha la stessa guidabilità in discesa, in quanto è priva di sospensioni, però ti permette di fare più cose ad una velocità maggiore. Nello scassato pesante non c'è storia, ma lo scassato pesante chi è che lo vuole fare? No, sono veramente una sega. Roby Sagan. No. Eccolo. No. Eccolo. Bravo. Forse andiamo un po' in discesa. Che bello è il Veneto. Che è tutto, Qua scassatino. Ma no, è abbastanza scivolosino, ma Roby non ha pensieri. Sgommatina. Ciao Wheeler, grazie delle gomme. Bellissimo anche qua. Macchine bene, Ale. Attenzione, prima rotta ex della giornata col cordolo, bellissima, non vi ricordavo così carine. E ora via di ciclabile fino a Pederobba, località vicino a Valdobbiadene, conosciute tra le altre cose perché c'è un sacco di vin dappertutto, fioi, guarda che roba, vin buon, fresco, giovane, guarda i vin che sei qua. Sì, veneti siamo, e robe importanti, famo bene. Aggiriamo un'accesa, l'erbetta fresca c'ho, che bello, ma dove vi porto? No, confessarvi, qua, de qua, sì. Non ne sbaglio una oggi, Oh, che bello! Ma no, sembra uno sciatore, schiva i tombini, guarda che roba! Mi manca solo le bacchette. Ciao skier, vi voglio bene! Jump! Whip, grande! Frena che andiamo dentro casa di qualcuno. È ancora salita, ma no. Non che fa più! E si ritorna sullo sterrato in discesa. Ma che bello! E attenzione, vedo un qualcosa che potrebbe risollevare il mio morale a livello di liquidi, ovvero il cimitero. C'è sempre dell'acqua qua dentro. Peccato che se sarà. Rimedierò in qualche bar aperto un prosecchino, una biretta fresca. Che sta? L'acqua smarsi sei pai. Ma qua è aperto. Buongiorno, salve, buongiorno a tutti. Oh, guarda cosa c'è qua. Dopo dite che non vi segno niente, Molto bene, arrivederci a presto. Lo so che prima o poi succederà. Seria anche ora da una biretta adesso però. Non avete visto il mio vlog in dialetto veneto? Sulla I, qui, in alto a destra, sinistra, destra. Sì, bisogna andare a destra, sì. Oh, che bene. Mi sa, fioi, che sono al giro di boa. Giù sui manubri, giù il ginocchio qua a sinistra nella curva lunga che apre. Dai che chicane qua a destra, attento che stringe, ma non frenare. Ma chi sei? Fuori rotta? Ecco chi sei. Ma è possibile che sbaglio strada ogni 2x3? Ciao, un collega di Gruber. E ora pezzettino in discesa, un po' scassatino, ma neanche tanto. Lasciala andare, Roby, bravo! Ma va che bello che è! Occhio, che rischio! Bello così, bello! Bravo! E siamo sicuri? Va bene. E questo pezzo qua? Occhio. Occhio qua. Qua però ci sono le scale. La gravel si ferma qui. Mathieu Van der Poel, attenzione. Ma che bello è. Bravo. Scappa da questo posto il prima possibile. Via. Ale, veramente bellissimo fino adesso. Sono a metà. Devo tornare verso Los Angeles, ma non me lo ricordavo così bello questo giro. Troppo divertente. E la gravel in tutto ciò è uno spasso. Sono proprio questi, secondo me, i percorsi che racchiudono il vero suo spirito. Cosa ma sapevo? Però so qua. Lo voglio da una biretta, 2, 3, un bancae. Ho appena parlato e mi fa fare il giro del cimitero. Ma vabbè, dai. Che poi la bici da strada è bella, è allenante, vai veloce, fai un sacco di chilometri. Ma la comodità delle ruote medio grosse, gonfiate a 3 bar, è tanta roba, fioi. Sono veramente fortunato ad averle entrambe. Cosa ho visto? Faccio lì che facciamo un passaggino. Roby Sagan. Attenzione alla testa. Ma chi sono? Mona sono. Strappetto penso al 19% verso la chiesa. Su in piedi, sta sentato. Oh mamma, quanto tira. Cos'è lo zoncolan? È in piedi, Roby. Non mollare, sta sentato. Vai gasato lo stesso. No. Molla tutto. Ma non si può. Dai che spiana. Basta per oggi, basta, salita, basta. Ennesimo passaggio in mezzo al vin de qua, vin de A, vin dappertutto. Che bello. Giù sui manubri. Guarda che meraviglia.
attraversamento della statale e attenzione, quando sono passato l'ultima volta era pieno di acqua qua, da guardare quasi, guarda adesso, siccità. Ecco che salta quasi la catena, bravo Roby, mai cambiare sotto sforzo, per fortuna che lo sapevi. E ora via, in mezzo al Grebane. E figurate se non so in mezzo al Bin. Che regione meravigliosa è il Veneto! Qui, a parte gli scherzi, sembra davvero la Toscana. Bellissimo! Che meraviglia! Meraviglioso! Ma no, Fioi, perché c'è salita? No, dopo 50 km. Dai! Su in piedi, Roby. No. Sta sentando. E va via pian piani. Grinta ci vuole, grinta! È uno sport di me! Roby Sega. Eccolo. Attenzione, ha fatto 5 metri. E come dicevano gli anziani in procinto di prendere la pensione, ma che lavoravano ancora, non arriva mai Sabo. O penso a me. Visto che sono sulla via del ritorno e anche quella del tramonto, fisicamente, come vi dicevo a inizio video, ho bisogno di un vostro consiglio svelandovi quella che potrebbe essere la Bragottata 2022. Se il lavoro me lo permetterà, mi piacerebbe moltissimo fare un viaggio in bici e ho in mente queste 3 opzioni: la via Franchigena, la via Francigena, la via Francigena, insomma che roba là, partendo dall'Alta Toscana per arrivare a Roma, più o meno, oppure una sorta di Tirreno Adriatico, magari partendo da Napoli per arrivare in Puglia, una cosa così, oppure quella che mi intrippa di più, ma che forse è la più dura, il Giro della Sardegna, magari suddiviso per città e a giornate. Ora, se qualcuno di voi è pratico di questi percorsi, li ha fatti o ha qualche consiglio a riguardo, mi scriva per favore un messaggio sul mio Instagram, questo qui, perché magari verso agosto, settembre, non lo so, spero di riuscire ad organizzarmi e i vostri consigli tornerebbero utilissimi. Ovviamente un viaggio in gravel, perché la considero la più versatile di tutte. Fatemi sapere. Adesso è il momento che più aspetto da inizio pomeriggio, ovvero una bella birretta ghiacciata più che meritata, e le altre 12 che segna il Garmin vado a bermele in centro con qualche bella mona. Ci vediamo presto, Fioi. Ciao! Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto il mio disgusto. Per chi si chiedesse del jingle iniziale. Ah!